Onorato, felice di avere insomma con me, ma sicuramente uno dei grandi della musica napoletana e non solo napoletana. Poi io ho sempre detto che quando il compito di un presentatore è molto facilitato, logicamente è quando si devono presentare insomma simili personaggi, quindi basta solo il nome. Signori, il grande unico Enzo Di Domenico su Blu Napoli. Buonasera maestro. Buonasera, no, non alzate perché innesca, non alzare, abbassa. Dicevo, è un piacere stare qui perché mi trovo in piena semplicità e vorrei lanciare un appello a Nando Iannuzzi che sta qui con noi, circa non fa guida che fuori perché ci dai fastidio. Allora, va bene così? Allora niente, volevo dire che queste belle iniziative, oramai la vita è di Facebook, la vita è di internet, la vita e lui ha capito bene il nostro giro che si doveva lanciare in questa avventura e noi sicuramente siamo felici di stare con lui in questa missione che lui ha preso per il suo Facebook, per la sua pagina. Noi siamo qua, purtroppo non ho molto tempo, massimo proprio 20-25 minuti, però lo faccio con grande piacere. Ho lasciato amici allo studio perché non potevamo proprio assolutamente non venire, perché innanzitutto perché il giro è bellino e poi ci sta Nando Iannuzzi che ha dato la sua parola e noi per Nando facciamo tutto ed eccoci qua. Poi con me ho portato l'eterna ragazzina che io oramai la ritengo eterna, che è il mio sole, la mia musa. Noi stiamo scrivendo un bel po' di cose per lei. Maestro Giusy Tuccillo è conosciutissima su Radio Blu Napoli, devo dire, grazie a quella canzone. Grazie a quella canzone che ma abbiamo portato anche il video, quindi mandalo col video la prossima certamente, volta. Però stavo dicendo che con per Giusy e con Giusy stiamo preparando un disco nuovo e quindi poi dopo là ci là sul Castiglio. Allora, ma sicuramente quindi poi io aspetto magari Giusy con un poco più di calma appunto quando verrà fuori questo lavoro anzi salutiamo anche Mariano Alfano che ci sta dando una mano, un bacione Mariano Alfano perché lui è molto bravo, lo ritengo uno dei più bravi attualmente, uno dei più bravi autori giovani. Certamente no, molto bravo Mariano, molto particolare. È venuto qua, è un terremoto anche lui, però a me mi piacciono queste persone che sono piene di entusiasmo e lui ne ha da vendere. Quindi ciao Mariano e ci vediamo ben presto allo studio. Fa che la canzone che ti ho detto e muoviti. Maestro, allora, e noi logicamente, anche se in modo molto veloce, parleremo un pochettino di questo vostro nuovissimo lavoro. Vabbè, ma tu il disco stai mandando tu, noi siamo qua soprattutto per far capire agli amici che io e te siamo amici. Madonna mia, no, ma mi faccio russo. Siamo amici tu e io sono amico con la signora che gli ha presentato Mezzaluna prima. Sì, Anna Maria. Si chiama Anna Maria, che le sanno in canzone mia. Ma lei usa come sigla sia Anna Maria in apertura e in chiusura della sua trasmissione. Ah sì? Certo, quindi tanto per rimanere in tema. Il marito gliela dedichi il marito a lei? No, lei ama quella. Ho capito, vai, stai inguaiato. Sono guaiato, no, sono un po' emozionato, è la verità. Il marito che ce l'avevo questo, sì, Anna Maria. Sì, Anna Maria, la canzone, sì, giusto. Vabbè, comunque a parte gli scherzi, facciamo dire qualcosa a Giuseppe. Oltretutto questa ragazza è una laureando, quindi qualcosa la saprà anche dire. Sentiamo la nostra qui, a parte che sono onorata di essere qui, quindi Gino ti ringrazio. Ma grazie a te. Allora, portiamo questo mio inedito dal titolo Parole Femmina. Allora, scritta dal maestro Di Domenico, che ringrazio, e inoltre vorrei aggiungere una cosa. Allora, io entro in questo campo musicale giovane, cioè nel senso ho solo 20 anni e diciamo giovanissima, entrare accompagnata da un maestro del genere per me è solo un onore. Beh, certamente, insomma. Quindi un onore ed anche diciamo una responsabilità, quindi spero di fare bene e di crescere sempre di più. Ma tu hai una bella voce, quindi in tutto questo, poi insomma con le canzoni del maestro sicuramente allora Giusy ha una voce stupenda, c'ha una personalità spiccata, soprattutto c'ha la fortuna di avere un papà che per me è la fine del mondo. Un salutone a Daniele. Ringraziamo anche lui perché si dà tanto da fare sempre. anche lui con te, ringraziamo soprattutto vai.
E poi tiene 20 anni che io non tengo più e mi arrabbio. Questo è l'unico difetto che pensavo io. Questo è vero. Questo è il difetto che io ci trovo. Però per il resto è troppo bellina e poi è brava. E niente, e poi è una ragazza affettuosa e poi semplice. Oggi la trovo, voglio diventare così semplice. Infatti, no, non esistono più, per carità. Non si trova. Oggi diciamo che l'affetto che c'è tra me e il maestro è infinito, quindi... Ma me ne sono accorto, mi sono accorto da come l'hai accompagnato, da come lo guardi. No, quindi... ma poi mi sta facendo parlare su una nata volta, ma ti spiego anche veramente. Perché io gli sto facendo passare delle canzoni classiche napoletane. Sì. Io sono uno che lavora poco, io sono sfaticato, ecco, ho detto la parola precisa. Veramente? Sono molto, sono sfaticato, mi scoccio, insomma. Praticamente io non mi ricordavo più le armonie, per causa sua sto ripetendo un po' tutte le armonie. Se tu giusto, mi sto divertendo pure, lavoriamo. E ci siamo messi là a studiare, però sono giorni che non lo stiamo facendo più. Ma riprenderemo a breve. Parliamo un po' pure del nostro maestro, dai, sì. che è veramente un personaggio unico, ma anche così, diciamo, da vicino, con il suo modo di parlare così bello, proprio schietto, napoletano, è di una simpatia unica, complimenti anche per questo. Qui dove chiamiamo Nando un po'. Certo, Nando è uno dei miei maestri radiofonici, e quindi io l'ho sempre... allora non si asciuga buono. Ho cercato un pochettino, ai tempi belli, quando c'erano i belli matrimoni, di copiarlo un pochettino, insomma, non so se ci sono riuscito, però ho tentato, maestro, insomma, ma se non avevi Nando Iannuzzi come maestro ci saresti riusciti sicuramente. Ma io quello che quello che mi meraviglia sempre del maestro Enzo Domenico è questa sua grande capacità, artisticamente parlando, di passare, sempre rimanendo nell'ambito della canzone napoletana, di passare da un tipo di musica, diciamo, classicheggianti, parliamo ad esempio di un bar dell'università, a canzoni molto più attuali, anche diciamo musicalmente, non so, come rap melody, insomma, no? È una grande qualità che ha il maestro. Penso che sia, ma non perché ma penso che sia l'unico ad avere quello che per me è una grande virtù. Insomma, io ascolto con attenzione tutti i testi e anche le parti musicali delle canzoni. Ad esempio ho notato queste sonorità nel nuovo CD Sud Italia, molto acustiche. Comunque, insomma. Guarda che io nel 1976, diciamo che ero molto più grande di Giussi. Sta canzone è più vecchia di Giussi. No, aspetta, anche prima. No, vabbè, 76, sì. Feci una canzone che si chiamava A Farfalla. E allora, per esempio, tutti sono convinti che la canzone di discoteca, discomusica sia Anna Maria, però quella è dell'81. Invece questa qua, A Farfalla, c'era proprio piena discoteca napoletana, sia ben chiaro. Sì. È stata la prima che ha rotto un po' il ghiaccio per quanto riguarda sta roba qua. Ma io ho il 45 giri originali ancora conservati della famosa Farfalla. Sì, ce l'ho nello mio sgabuzzino segreto. E ho qual raccolto è l'altra facciata? Mo non mi viene, però ce l'ho conservato, insomma. Io ero a quei tempi già facevo radio, insomma, ero in una radio che si chiama Radio Flash a San Giorgio, e ricordo benissimo, insomma, le richieste che arrivavano. Ma devo dire che comunque le richieste per sta Farfalla continuano ad arrivare, anche nonostante siano trascorsi, insomma, tanti anni, maestro. Insomma, a me è molto spesso la chiedo. Mi è dimostrato anche dal fatto che ci sono giovanissimi che continuano a sentire, giustamente, ad ascoltare le canzoni del maestro. A parte la Farfalla, se noi ascoltiamo